Amici di Sportisi, appassionati di calcio e di calcio giovanile, ben trovati al campo sportivo Panormus di Palermo di fronte a Academy Panormus e Casteldaccia per una gara valida per il campionato provinciale riservato a chi allievi under 16 e la festa dell'Academy Panormus di Mister Lo Giudice che si aggiudica il campionato. Oggi la festa, la celebrazione per questo trionfo, ma è anche una giornata importante per la squadra di Mister Riccobono che matematicamente al quarto posto chiude questo suo cammino nel girone B e lo fa proprio andando a visitare, andando così a partecipare alla festa dei campioni, dei neocampioni. Approfittiamo di questo momento di raccoglimento, di incoraggiamento da parte dell'una e dell'altra squadra per procedere con la lettura delle formazioni, partendo però partendo prima da quella che è la festa. Come possiamo vedere, genitori anche ovviamente tesserati della Panormus che celebrano questo titolo del girone. Occhio alla partita che inizia col primo pallone affidato al Casteldaccia. Mettetevi comodi perché sta per iniziare Academy Panormus Casteldaccia, il primo pallone affidato alla squadra di Mister Gabriele Riccobono. Completa tenuta granata per gli ospiti, maglia, pantaloncini rossi con inserti gialli sulla maglia e calzettoni neri invece per la squadra di Mister Salvo Lo Giudice. Guadagna subito un fallo laterale. Vediamo in cronaca questa azione che si chiude. Allora, formazioni partendo da quella della Panormus che schiera in porta Marchese, poi in ordine numerico numero 2 D'Alfonso, numero 3 Cutrona, numero 4 Quattrocchi, numero 5 Porracchio, numero 6 Liga, numero 7 Profeta, numero 8 Guccione, numero 9 Di Stefano, numero 10 Salerno e infine con la maglia numero 11 Chinnici. Attenzione a questo attacco del Casteldaccia col tiro ribattuto, per la palla che viene fatta scorrere in fallo laterale. Casteldaccia che risponde con Sparacino in porta, poi col 2 Canale, col 3 La Rosa, col 4 Andretta, col 5 Barletta, col 6 Galiffi, mentre c'è anche il primo calciangolo della partita per gli ospiti, con il 7 poi Montalbano, con l'8 Fiorentino, col 9 Barbagallo, col 10 Scarpaci, con l'11 Imburgia. Calciangolo che viene battuto dal capitano La Rosa. Battuta verso l'area di rigore, smanaccia bene Marchese, poi la palla rimane lì allontanata, altro tentativo, poi sempre Casteldaccia in area di rigore, in qualche modo prova ad uscirne Imburgia che guadagna calcio d'angolo. Dall'altra parte, ricordo, ultimo impegno della stagione regolare per le due squadre, come già detto Academy Panormus è già certa del primo posto, Casteldaccia già certo della quarta piazza. Pallone che spiova, attraversa tutta l'area di rigore, sarà fallo laterale per l'Academy Panormus, quindi la conseguenza ultimi 80 minuti della regular season sia per i ragazzi di Lo Giudice che per quelli di Riccobono. Fallo laterale per D'Alfonso, pallone che scavalca tutti, c'è una spinta da parte di Chinnici e dunque calcio di punizione per il Casteldaccia che ha iniziato meglio la partita. Forse l'area di festa non sta giovando alla squadra giallo-rossa. Calcio di punizione con la palla che spiove verso l'area di rigore, il colpo di testa a mettere fuori. Poi Di Stefano prova a recuperarle, avanza. Ancora l'avanzata del numero 9 dell'Academy Panormus che si autolancia, c'è l'uscita di Sparagino che rimette in movimento i compagni. La Rosa recupera il pallone, Chinnici che prova ad andare in 1 contro 1, lo chiude però ancora il capitano del Casteldaccia che concede fallo laterale, anzi guadagna fallo laterale. Colpo di testa, fallo ai danni di Barbagallo.
La Rosa alla battuta, Barletta col tocco centrale per Andretta, ancora il numero 5 che avanza, palla al piede, recupera bene Quattrocchi, poi spazza la difesa del Casteldaccia qui con la buona uscita, palla al piede da parte di Imburgia che serve Barbagallo, ancora Imburgia che si inserisce tra le linee, il cross nuovamente Barbagallo che lotta, Barbagallo propone questa palla in mezzo, strattonata piuttosto evidente da parte di Scarpaci, calcio di punizione per la squadra di Lo Giudice. L'avanzata, il lancio in avanti, niente da fare per Chinnici, rimessa a Casteldaccia, battuta di La Rosa. Tentativo di controllo da parte di Fiorentino, poi esce palla al piede Galiffi, Canale passa per vie centrali dove c'è Montalbano, respinto il numero 7, poi ancora Montalbano cerca di lottare, recupera palla, c'era stato prima il fallo da parte del numero 9 di Stefano, e allora punizione per il Casteldaccia. Affidata ad Andretta, 5 elementi del Casteldaccia al limite o dentro l'area di rigore, parte la battuta fiondata, intervento da parte di Imburgia fermato però da Porracchio, poi Cutrona serve in avanti ma non trova nessuno pronto all'appuntamento, rimessa Casteldaccia qualche metro più indietro rispetto alle intenzioni di Canale che mette la palla lunga, colpo di testa di Cutrona, altro fallo laterale questa volta per il Casteldaccia, c'è stata la deviazione da parte del numero 10 alla squadra ospite Scarpaci, colpo di testa di La Rosa, poi pallone girato in avanti, prolunga Barbagallo, ora Imburgia che in qualche modo controlla la chiusura, poi di Stefano, appoggio largo per la corsa di Profeta propone questo passaggio in verticale, guadagna comunque una rimessa della quale si andrà a occupare Salerno. Con le mani il 10 dell'Academy Panormus dentro l'area di rigore di Stefano, poi c'è la girata e la palla fuori, tentativo da parte di Guccione che non ha inquadrato i pali. Riprende sul breve Sparacino, poi tocco col braccio da parte di Stefano per punizione per il Casteldaccia. Battuta questa volta lunga da parte di Sparacino, recupero palla di Guccione che lotta, riesce a portarla avanti, chiude molto bene Barletta, insiste l'Academy Panormus con Quattrocchi che si allarga, fermato da Capitan La Rosa, fallo laterale per i giallorossi con la palla messa dentro l'area di rigore di Stefano, la apparecchia per inserimento di Chinnici, non è calcio d'angolo ma è punizione. Chinnici è arrivato in ritardo sulla chiusura di La Rosa, commesso fallo secondo il direttore di gara. La battuta di Sparacino, scavalcati tutti, interviene Porracchio, la palla dall'altra parte, fuori gioco di rientro di Stefano. Allora la punizione affidata ai piedi di Barletta, battuta lunga verso l'area avversaria, il controllo di Imburgia, poi Barbagallo si lotta al limite, recupera l'Academy con la palla lunga per Di Stefano in anticipo, va giù insieme a un difensore avversario, poi La Rosa disimpegna e poi il contrasto falloso ai danni di Fiorentino. Punizione Casteldaccia.
La Rosa che si incarica della battuta, palla che arriva al limite dell'area, Imburgia fermato molto bene dall'intervento di Liga, palla in profondità, controllo di Di Stefano che accompagna la sfera, cerca di andare in velocità, Di Stefano in area di rigore, incrocia col sinistro, Di Stefano porta in vantaggio l'Academy Panormus esattamente al 9° minuto di gioco. Bella la giocata individuale, prima nella protezione del pallone, poi nel diagonale mancino a battere Sparacino, vantaggio per i campioni del girone B. Comunque si iscrive subito al taccuino dei marcatori Salvo Di Stefano, uno dei pilastri della squadra che ha effettuato questa cavalcata. Attenzione però subito al tentativo di reazione del Casteldarcio, una rimessa molto al limite da parte di La Rosa, poi la giocata spalla alla porta, il tiro col mancino fuori misura da parte di Scarpaci, cerca di reagire subito il Casteldaccia. Siamo al confine dei primi 10 minuti di gioco con Marchese che mette in gioco il pallone, colpo di testa appena abbozzato, poi si lotta, alla fine fallo su Cutrona, calcio di punizione, fallo di Scarpaci se non ho visto male. È piazzato per la squadra di Lo Giudice che ha ottenuto intanto il primo step, ovvero sia gol del vantaggio. C'è l'avanzata di Porracchio, palla in avanti, il controllo al limite dell'area, la conclusione da parte di Salerno, bloccata da Sparacino. Il controllo elegante al centro del campo, poi l'avanzata da parte di Guccione, fermato però, prova a risalire il Casteldaccia, avanza Scarpaci, fermato dall'intervento di Cutrona, colpo di testa ancora del capitano dell'Academy, poi lo scarico indietro sbagliato, allora c'è l'avanzato col tiro dal limite dell'area di rigore tentato da Fiorentino, bloccato senza problemi da Marchese. Può avanzare con tutta la calma del mondo il portiere dell'Academy, rilancio a cercare ma non a trovare Salerno. Allora può andare Canale alla battuta con le mani, colpo di testa di Scarpaci, poi quello di Profeta, fermato fallosamente però. La battuta di Liga verso l'area del Casteldaccia, smanaccia in questo caso Sparacino che ha subito fallo. Allora calcio di punizione. Batte il portiere del Casteldaccia, Liga spazza via, rimessa Casteldaccia, non riesce a tenerla in campo Chinnici. Allora La Rosa, colpo di testa ancora il capitano del Casteldaccia, di testa Liga, poi l'anticipo, segue il pallone Cutrona, non riesce a tenerlo in campo, sarà fallo laterale per gli ospiti. Se ne stanno per andare i primi 13 minuti. Scarpaci si gira, viene fermato ancora da Cutrona, la palla è uscita, quindi rimessa per i ragazzi di Riccobono che vanno con Canale dentro l'area con le mani. Liga di testa a presidiare la zona, altro fallo laterale ancora per il Casteldaccia.
di rigore, pallone che rimane lì, calcio d'angolo, il terzo per il Casteldaccia. Nel cuore dell'area, Liga alza questo campanile, esce bene poi senza paura Marchese, che poi rinvia male, arriva comunque sulla palla Chinnici, che poi lotta, pulisce il pallone definitivamente Cuccione, poi il servizio largo sulla sinistra, non c'è stata deviazione di Scarpaci, allora fallo laterale ancora per la squadra granata. Qui Liga può controllare il pallone dall'attacco portato avanti da Imburgia e allora consegna a Marchese, che può rimettere in gioco dal fondo. Giocata corta su Porracchio, cercato per vie centrali d'Alfonso, poi buona questa manovra, ottima uscita palla al piede dell'Academy, che va ancora a servire Di Stefano. Di Stefano stavolta col destro, palla fuori di nulla. È un'ottima uscita palla al piede questa dell'Academy, che ha completamente spiazzato gli avversari. Era battuto Sparacino dal diagonale di destro del ragazzo che poc'anzi col sinistro ha sbloccato la partita esattamente 5 minuti fa. 9 minuti, siamo al quarto d'ora. Batte lungo Sparacino, il controllo e poi la palla che carambola sul braccio di Fiorentino. Per un calcio di punizione per l'Academy Panormus, rincorsa lunga da parte di Liga. Liga con questa fiondata che cerca il secondo palo, a vuoto tutti, compreso Sparacino, graziato nella circostanza da Salerno, è saltato dando le spalle al pallone. Parla pressato di Stefano, che gli porta per il pallone. Chinnici, calcio, trova la deviazione, ancora attacco vivo per l'Academy Panormus, tiro però debole da parte di Salerno, la blocca senza problemi Sparacino. Rilancio lungo del portiere del Casteldaccia, non trova compagni, trova soltanto un fallo laterale a disposizione della squadra di casa, che come vedete in sovraimpressione comanda il punteggio. Ormai ratificata la conquista del primo posto nel girone, tra l'altro cavalcata che noi abbiamo raccontato nelle sue battute finali, e cavalcata che è diventata definitiva nel suo risultato con una bella vittoria ai danni del Villabate di un paio di settimane fa. La Rosa, controllo, spalla alla porta di Imburgia che cerca di avanzare, viene fermato però dall'intervento di Quattrocchi, poi rientra tardi dal fuorigioco di Stefano e calcio di punizione per il Casteldaccia, che sta cercando comunque di reagire con ordine, senza frenesia. La battuta corta di Barletta, Andretta porta sul pallone, servizio per Fiorentino, fermato in fallo laterale da Liga. Liga gioca quasi da libero, svaria su tutto il fronte difensivo e non dà quasi punti di riferimento. Canale con questo campanile nel cuore dell'area di rigore, interviene Porracchio, poi prolunga Quattrocchi. Chinnici per D'Alfonso che lancia lungo, palla in fallo laterale. Messa con le mani di La Rosa, lo scambio con Fiorentino, ancora il capitano, palla per vie centrali intercettata da Quattrocchi, poi spazza senza troppa precisione Andretta. Di Stefano, si gira Di Stefano, allarga su Chinnici, 1 contro 1 di Chinnici con La Rosa, tenta quel tiro ribattuto dal terzino sinistro del Casteldaccia, dunque rimessa in zona d'attacco. Vedremo se andrà lungo con le mani Salerno. Così è infatti, direttamente nel cuore dell'area, ha cercato la girata di Stefano, anticipato
poi il colpo di testa, cerca di prolungare senza troppo successo in realtà Profeta, poi riparte il Casteldaccia, chiuso tutto però da Quattrocchi. Battuta con le mani di Canale, e intanto interrompo la cronaca perché anche per provare a capire se sentite quello che è il clima di festa attorno a questo match. Naturalmente si lotta nel cuore del campo della Panormus, ma è chiaro che fuori è festa totale, perché chiaramente il titolo fa sempre piacere quando si conquista, anche se è un titolo provinciale, ma alla fine fa sempre piacere, fa sempre effetto. E poi ricordiamoci che l'anno prossimo, in virtù del passaggio alle categorie elite, i titoli provinciali, i titoli locali assumeranno un valore ancora più grande. Intanto, quando siamo quasi a metà del primo tempo, c'è questa ghiotta punizione per il Casteldaccia, con Barbagallo sul punto di battuta. Vedremo se andrà al centro, se cercherà i pali con l'effetto a sorpresa. Cerca di scodellare in mezzo, colpo di testa a metter fuori, poi prova a girarla senza troppo successo Salerno, si lotta al limite, vince un contrasto ancora Profeta, poi Barbagallo, si lotta ancora, esce vincitore l'Academy con questo tocco poi di Stefano per Chinnici. Chinnici fermato, ma alimenta l'azione d'Alfonso, che però tiene la palla in campo. Allora sarà fallo ancora per il Castellaccia con la rosa. Si lotta, l'arbitro lascia giocare, palla che torna al capitano del Casteldaccia, affrontato da due avversari, ne esce bene, anche perché guadagna il fallo laterale, anzi calcio di punizione, tocco con il braccio da parte di Guccione. La battuta del numero 3 del Casteldaccia, con Imburgia che mette giù Porracchio. E calcio di punizione questa volta per l'Academy Panormus. Liga la porta su, poi cerca Salerno che gira verso Di Stefano. Di Stefano cerca di disorientare Canale, commette fallo secondo l'arbitro, forse fischio un po' affrettato. Punizione Casteldaccia. Il pressing sui difensori del Casteldaccia, con Guccione che cerca di recuperare palla, non ci riesce. Poi l'intervento di D'Alfonso spazza via Liga senza fare complimenti. È in fuorigioco probabilmente Di Stefano, sì. Allora punizione. Montalbano, giocata che trova la deviazione di Salerno, il quale non si accorge di aver recuperato palla. Calcio di punizione, anzi scusa, rimessa laterale, che però sarà per l'Academy, quindi pallone recuperato da Salerno, che si occupa anche della battuta della touche. Area di rigore, ancora penalizzato Di Stefano. Punizione Casteldaccia affidata direttamente a Sparacino. Colpo di testa di D'Alfonso. Poi Chinnici si gira, sbaglia il tocco. La rosa, battuta con le mani. Di testa Barbagallo, poi spazza via senza fare complimenti Profeta. Anzi Guccione. Rosa con le mani, spalla alla porta Fiorentino, rimessa ancora per il Casteldaccia, ne sta guadagnando veramente una quantità enorme
di falli laterali. Barbagallo, affrontato e fermato da D'Alfonso, che vince anche il duello con la Rosa e serve Chinnici. Chinnici in verticale, Di Stefano protegge benissimo il pallone, la Rosa però è veloce e gli porta via il pallone. Per resiste anche alla carica. Calcio di punizione. Poi il direttore di gara che redarguisce l'autore del gol, che al 9° minuto ha sbloccato il risultato. Girato il pallone, poi Canale, pallone lanciato in avanti, il controllo di Porracchio, poi Fiorentino la fa rimbalzare, la serve in avanti su Scarpaci, chiuso, arriva Canale, poi Cutrona, duro ma regolare in fallo laterale. Montalbano, scambio con Canale, poi palla per via centrale intercettata. Attenzione perché la palla passa, fuori gioco. Fuori gioco ravvisato su Scarpaci. Punizione Academy che ha rischiato. La battuta lunga di Liga, cercato Di Stefano che cerca di tenerla in campo, non ci riesce. 25 minuti trascorsi, ne mancano 15 all'intervallo. Qui c'è il recupero palla da parte di Quattrocchi, poi servizio che coglie in controtempo Profeta. Sarà rimessa per il Casteldaccia. Scarpaci raddoppiato, la perde. Rimessa con la battuta in avanti, recupera il Casteldaccia, ma prima c'è stato un fallo commesso da Montalbano. Punizione Academy, il pallone si porta Quattrocchi, sale Liga, rimane giù invece Porracchio. Sono in 4 della Panormus in area, 2 al limite. La battuta di Quattrocchi che rimbalza davanti a Sparacino, il quale la difende. Barletta, il tocco largo per la Rosa. Poi Montalbano, pressato e fermato, arriva Fiorentino che la perde anche lui, Di Stefano. Poi Chinnici con la scivolata vincente, chiusura su Puccione. Da parte di Andretta, rimessa per l'Academy Panormus. D'Alfonso cerca, spalla alla porta di Stefano, si gira Di Stefano, calcia col destro sopra la traversa. Riparte dal fondo ancora Sparacino. Batte il portiere del Casteldaccia, un rinvio non preciso ma comunque efficace, trova la giocata da parte di Barbagallo che poi la perde. Chinnici in avanti, intercettato, poi D'Alfonso di testa su Di Stefano che la protegge, ancora Di Stefano trattenuto, calcio di rigore per l'Academy Panormus. Solita grande giocata da uomo d'area da parte di Di Stefano, che consente alla sua squadra di andare a calciare dagli 11 metri. Sul pallone si porta proprio il numero 9. Le proteste inutili di La Rosa. Di
Stefano contro Sparacino, fischia l'arbitro, parte Di Stefano, spiazzato Sparacino, il gol del 2-0, 28-30 ancora Di Stefano. Trasformazione vincente del bomber dell'Academy che fa 2-0 quasi alla mezz'ora. Minuto perfetto per trovare il raddoppio, mentre intanto si rannuvola il cielo sopra la Panormus. Chiede il pallone Marchese. Rinvio del portiere della Panormus, di testa alla rosa. Barbagallo subisce fallo. Attenzione con Ferentino che gioca corto sulla rosa. Giocata corta di Califfi, poi Andretta. Montalbano la gioca, l'arbitro ferma il gioco. C'è Profeta a terra. Dai Salvo, dai! Si rialza il numero 7. C'è un fallo laterale per l'Academy Panormus, 9,5 più recupero alla fine del primo tempo, se ci sarà recupero ovviamente. Primo tempo che è andato via molto scorrevole, molto rapido. Tanto il rinvio a vuoto Chinnici, arriva Di Stefano che riesce a tenerla. Di Stefano affrontato e fermato da Fiorentino. E Salerno che prova ad andare di nuovo lungo verso l'area. Di Stefano si muove. Si occupa di lasciare la scarpa al suo portiere a lungo Salerno verso l'area. Di Stefano cerca la girata, fermato. Cutrona la mette lontano. Tanto problema nel cuore dell'area per Di Stefano. Necessario l'intervento della panchina. Problema credo al polpaccio, qui sembra che si tratti di crampi, ma da capire. Il problema per l'autore della doppietta che sta decidendo la partita, ricordo, al 9° minuto, diagonale mancino preciso, non velocissimo ma perfetto all'angolino, e poi al 29° trasformazione perfetta di un calcio di rigore da lui stesso procurato. Ancora a terra Di Stefano, momento anche di apprensione in un pomeriggio comunque festoso. Esce zoppicando Di Stefano, da capire anche se riprenderà la partita per lui. Si riprende con la palla affidata a Sparacino, il rilancio allontana Buccione, poi
Chinnici fermato da Barbagallo. Andretta, poi scambiano sul breve i giocatori della Casteldaccia. Palla per la rosa, fermato col fallo da Porracchio. Fallo un po' ingenuo, considerando che era spalla alla porta il suo avversario. Calcio di punizione sul pallone Montalbano. Fischia l'arbitro. Montalbano con la palla che va a scavalcare, ma Marchese con un grande colpo di reni dice di no. Calcio d'angolo. Da sfruttare anche gli effetti del vento qui Montalbano, oltre comunque ad aver calciato molto bene, era liftata. Bravo Marchese a fare un passettino all'indietro. Ora occhio all'angolo, Fiorentino va sul fondo, propone il cross, Marchese prende anche questa. Tanto Di Stefano è rientrato, quindi ristabilita la parità numerica, non c'è bisogno di fare cambi per mister Lo Giudice. Rinvio ancora rimbalzato di Marchese da portiere a portiere. La palla arriva senza grossi problemi a Sparacino. Lungo Sparacino in qualche modo da Alfonso, poi si gira e riceve Profeta che innesca Cutrone. Cutrona con il lancio, palla che rimbalza, Barbagallo la fa scorrere su Sparacino. Barbagallo che adesso gioca praticamente da terzino sinistro con la rosa che sta giocando a centrocampo e Fiorentino che dà una mano ai giocatori offensivi, ovvero sia Scarpacci e Imburgia. C'è fallo laterale con il tentativo di girata, poi Di Stefano si è ripreso e si è ripreso alla grande il Bamber dell'Academy. 3-0 e tripletta e pallone a casa anche all'ultima di questo campionato. Gran gol ancora di Di Stefano che zoppica vistosamente ma non molla e anzi cala la terza meraviglia della sua partita. 36 minuti 25 secondi, 3,5 dunque da giocare per un eventuale recupero. Casteldaccia al tappeto nonostante stia giocando comunque una buona partita la squadra di Riccobono, ma Di Stefano si sta rivelando decisamente troppo per la squadra granata. Tra l'altro squadra granata che non più tardi di un paio di minuti fa ha sfiorato il gol con la punizione di Montalbano e che poi si è ritrovata a capitolare ancora una volta sulla splendida girata di Salvo Di Stefano. Marchese costretto a lanciarla più veloce che può. Guccione corre inseguito, riesce comunque a darla a Chinnici. Chinnici inseguito a Barbagallo, la tiene ancora Chinnici, prova a correre sulla destra, Barbagallo lo respinge con perdite, fallo laterale. Ancora una volta Salerno con l'ennesima corsa a prendere la palla e a metterla in gioco con le mani. Pallone verso l'area, ancora a cercare Di Stefano che non è sazio. Quattro occhi sulla seconda palla, cerca lo scambio. Liga per D'Alfonso, approva anche mister Lo Giudice in panchina. Palla per Salerno che punta, Salerno sul fondo, scivola. Palla per Califfi che rischia tantissimo, palla che torna a Sparacino. C'è l'avanzata da parte di Andretta che lancia in avanti l'anticipo di Porracchio.
poi Barletta sui piedi di Quattrocchi. Passaggio sbagliato, allora prova a ripartire Scarpacci ma perde palla. Ancora una volta molto bravo Guccione che passa in mezzo a due, viene steso dalla Rosa. Punizione Academy. Sul pallone si porta Liga. Con la fiondata verso il secondo palo, questa volta esce in maniera sicura Sparacino. Siamo nell'ultimo minuto dei 40 del primo tempo, vedremo quale sarà la decisione del direttore di gara, se stoppare tutto a 40 o se far giocare qualche secondo. Intanto l'arbitro fischia, ma non per la fine del primo tempo, bensì per un fallo che a suo giudizio è stato commesso dal capitano, da Giovanni La Rosa. Porracchio per Liga. Cutrone converge, pallone poi affidato a Quattrocchi. Quattrocchi ancora per Cutrone che prende il centro. Cutrone, zona tiro, che viene fuori una ciabattata col destro che si perde docile tra le braccia di Sparacino. La corsa di Canale, pallone in avanti, intercettato. 40 scaduti, quindi ovviamente ci sarà da recuperare. Del resto c'è stata un'interruzione neanche troppo corta, a dire la verità, per il problema occorso a Di Stefano. Intanto c'è l'avanzata di Salerno, palla per La Rosa, guarda la porta, stava per caricare il tiro, è stato fermato al momento proprio della conclusione. Sparacino la fa sua. Fiorentino, controllo, stop, cerca di uscire, palla al piede, serve La Rosa. La Rosa, lungolinea per la corsa di Scarpacci che anticipa tutti, ma non Marchese, che è bravo, per ancora attacco vivo per il Casteldaccia, con la palla poi intercettata. Occasione questa per il Casteldaccia e poi chiusura di Barbagallo. Scaduto il primo minuto di recupero. La Rosa la difende, gira col destro, palla fuori. L'ha agganciato con la mano, ce l'ha vista io da qua. L'ha vista io da qua, non l'ha vista io. Sparacino invitato da Fiorentino a calciare lungo. Controllo di Scarpacci, poi D'Alfonso cerca e trova La Rosa, anticipato però, commette fallo su Galifi. Barbagallo pronto a calciare, scade anche il secondo minuto di recupero, colpo di testa di D'Alfonso. Poi La Rosa scambia con Scarpacci, l'anticipo da parte di Profeta che poi porta a spasso il pallone, lancia in avanti sempre verso Di Stefano. Questa volta Galiffi lo anticipa. Montalbano, tocca ancora per Galiffi. Galiffi lancia in avanti, Liga intercetta. Salerno fermato, Canale la porta su, Liga, poi Quattrocchi, ancora Canale, batti e ribatti sulla linea della tre quarti. Poi Guccione, indietro D'Alfonso e poi l'arbitro dice che basta così. 2,5 oltre il 40esimo, 3-0 per l'Academy Panormus. Decide per il momento il signore sullo sfondo, ovvero sia Salvo Di Stefano, autore di tutti e tre i gol, uno col sinistro, uno sul rigore, uno col destro. Noi restiamo in collegamento qui alla Panormus, qualche minuto di break con le immagini dai campi targati sportivi. Ovviamente restate con noi. Le sensazioni sono lo stato d'animo e quello di felicità, perché comunque
si raggiunge un obiettivo che ci eravamo prefissati come squadra all'interno dello spogliatoio ad inizio anno, e quindi è il coronamento di un percorso lungo fatto di ostacoli che i ragazzi sono stati bravi a portare a termine. Intanto l'aspetto fondamentale, indipendentemente da tutto, è l'aspetto mentale di come una squadra si deve preparare a questa finale. Oggi abbiamo saputo in albergo che comunque poteva andare oggi con la partita col Catanzaro, noi arrivavamo al primo posto. La squadra però ha avuto l'atteggiamento di una squadra che voleva scendere in campo per vincere, giocare bene e portare a casa i 3 punti, quindi la mentalità questa squadra ce l'ha. Noi ci prepareremo nel migliore dei modi, consapevoli che siamo per me la squadra più forte del campionato, perché ha un organico veramente importante e poi penso che la squadra sia abbastanza organizzata, quindi con tanta umiltà intanto concludiamo il campionato a dubbio, perché abbiamo un'altra partita del campionato da onorare, e poi ci prepareremo nel migliore dei modi con degli allenamenti mirati, facendo gruppo, probabilmente faremo anche una settimana di ritiro, cercheremo di prepararci nel migliore dei modi, perché dopo un percorso del genere dobbiamo solamente aggiungere quella ciliegina sulla torta che ci meritiamo, che è la vittoria finale. Hanno fatto quest'anno questo format, hanno cambiato il regolamento, eravamo consapevoli ad inizio anno che purtroppo la prima in classifica non poteva accedere direttamente al campionato di Primavera 2, però il primo posto comunque ti dà il vantaggio di giocare il ritorno in casa. E comunque, a parte che c'è anche l'andata fuori da giocare, questa squadra ha dimostrato anche in trasferta di fare prestazioni importanti, e poi in casa ho detto ai ragazzi la finale, soprattutto la gara di ritorno, deve essere solamente una festa da condividere con la gente che ci ha supportato durante questo percorso che è iniziato i primi di agosto. Diciamo che noi comunque durante la stagione, dipende la gara, dipende anche l'avversario, cambiamo struttura, quindi possiamo costruire a 3, lavorare anche con le 2 punte come abbiamo fatto oggi. Diciamo che non era una novità, ripeto, in base all'avversario noi siamo bravi a leggere la gara e a interpretare la partita nel migliore dei modi, quindi comunque è una soluzione sulla quale noi in settimana lavoriamo abbastanza, per dare dei riferimenti importanti alla squadra e anche per togliere i riferimenti ai nostri avversari che magari non sanno come giochiamo, un po' per disorientare i nostri avversari stessi. Mister, una stagione questa 2022-23 che l'ha vista protagonista finora tra la prima squadra e i suoi ragazzi. Intanto la soddisfazione di aver portato comunque diversi profili ad allenarsi stabilmente o comunque molto frequentemente con la prima squadra, penso che sia un buon viatico per il futuro, e poi a questo punto penso che vuole completare l'opera. Ma assolutamente, io con lo staff, che ringrazio per il sostegno che mi dà dal primo giorno, quindi il prof Pillitteri, Giovanni Tarantino, i preparatori dei portieri, Marco Mazzola, Cicciolo Galbo, i dirigenti, tutti quelli, lo staff sanitario. Ovviamente l'obiettivo è stato raggiunto da parte di tutti. Non abbiamo nessuna intenzione di mollarlo, ripeto, noi ci prepareremo nel migliore dei modi per completare tutto. Ci mancano 2 finali, sono convinto che ci faremo trovare pronti. Buona gara, dai, una classica partita di fine anno molto corretta, dove alla fine a nessuna delle 2 squadre importava più di tanto il risultato. Naturalmente sei primo, è importante continuare a vincere, ma oggi era pure sano divertimento per tutte e 2 le squadre. L'ultima partita dell'anno, come oggi andremo a fare una partita tranquilla, senza pressioni, a risultato acquisito, a divertirci e a finire i nostri festeggiamenti per la giusta promozione. Non è stata facile il tiro perché era col piede debole, la prima occasione me la sono mangiata davanti alla porta, molto semplice, dovevo solamente appoggiarla, ma me la sono mangiata. Ma ho ripiegato con questo tiro col mancino e ho portato alla vittoria alla squadra e sono contento. Sì, la sento addosso,
Mi hanno accolto molto bene sia i tifosi che dirigenti e giocatori. Siamo una grande famiglia e sono contento, anche perché l'anno scorso ci siamo affrontati con il Geraci in prima categoria, giocavamo nel Calcherelli e diciamo che non è andata molto bene tra Geraci e Calcherelli. Però sono contento di essere qua e basta. Sogno di una chiamata di categoria superiore, ma non mi cambia se gioco nel Geraci o se gioco, non lo so, in un'altra categoria anche più bassa, ma va bene così. Speriamo in una bella festa, anche perché non abbiamo festeggiato del tutto. Vediamo domenica di vincere e concludere questo campionato. No, io mi sento sicuro perché anche la squadra accompagna, siamo una squadra unita, umile e mi sento sicuro per loro perché mi danno una mano grandissima. Sì, è stato bello, ma sempre importante vincere. A nessuno le piace perdere e siamo venuti qua per vincere e lo abbiamo fatto una grande partita. No, io nel momento la partita mi sento tranquillo, ma dopo sì, tutto felicità, abbiamo festeggiato, una felicità grandissima. Tutta la gente, la società, i compagni, bravissime persone e sono contento di stare qua. Un risultato che non è mentiroso perché noi abbiamo fatto una partita penso che buona, soprattutto il secondo tempo, abbiamo saputo soffrire, ma sono 3 punti che alla fine non contano tanto perché il campionato è già vinto, ma è bello vincere e giocare e vedere anche i compagni che non hanno giocato tanto durante questo anno, giocare tutta una partita e niente. Contento soprattutto per loro che meritano, no? Penso che Yusuf, quelle che hanno giocato, Albanese questa volta, mi hanno dato una mano, niente, sono contento anche per loro che hanno giocato un po' di meno, ma sì, ci è mancato Gonzales, Bacca, Sheikh e altre persone importanti, ma niente, i ragazzi sono anche con noi preparati per aiutare, per dare una mano e penso che l'hanno fatto bene, dai. L'ultima sarà bella perché sarà una festa, anzi che noi abbiamo vinto il campionato settimana scorsa, ma questa penso che l'ultima sarà più bella perché è l'ultima della stagione, giochiamo in casa e niente, aspettiamo tutti i tifosi, tutta la gente dei Geraci, anche di fuori che vogliono vedere e festeggiare con noi, che sono parte di questo campionato, che l'abbiamo combattuto, l'abbiamo saputo soffrire, ma giusto e meritato che ci siamo con questo risultato oggi che ci ha portato in eccellenza di nuovo. Siamo in collegamento dal campo sportivo Panormus per il secondo tempo di Academy Panormus Casteldaccia che sta operando una sostituzione, sta uscendo in Burgia con la maglia numero 11 e sta entrando col numero 15 Bucaro. Approfitto anche a breve per leggere le formazioni, ma prima la ripresa del gioco qui dal campo sportivo Panormus, ma prima un cambio anche nella Academy Panormus con l'ingresso in campo con la maglia numero 15 di Fazio. Che prende il posto di Quattrocchi. Inizia il secondo tempo, iniziano gli ultimi 40 minuti di regular season per Academy Panormus e Casteldaccia. Ricordo ancora una volta Casteldaccia che ha vinto il girone B del campionato provinciale allievi under 16, mentre il Casteldaccia si accontenta di un comunque onorevolissimo quarto posto, anch'esso ottenuto già matematicamente dalla squadra di Riccobono. Le formazioni allora con l'Academy Panormus che qui guadagna un calcio di punizione, si schiera con Marchese in porta, linea difensiva con D'Alfonso a destra, Cutrona a sinistra, centrali sono Liga e Porracchio, in mezzo al campo ora accanto a Profeta e a Guccione c'è il nuovo entrato Fazio, mentre intanto occhio alla palla messa in mezzo, colpo di testa e palla fuori. A completare la formazione ci pensa Di Stefano,
affiancato da Chinnici e da Salerno. Dall'altra parte risponde il Casteldaccia, che schiera in porta Sparacino. I terzini sono a destra Canale, a sinistra Barbagallo. I centrali sono Andretta e Barletta. In mezzo al campo Montalbano con Galiffi e La Rosa, poi Fiorentino e Scarpaci a supporto del nuovo entrato Bucaro. Qui intanto Cutrone non riesce a tenere in campo il pallone. Le panchine con mister Lo Giudice che porta con sé Calafiore, Giglio, Croce, D'Amico e Pizzo. Dall'altra parte in panchina ci sono Imera, Casella, Aiello e Bartolone per mister Riccobono. Canale, pallone poi telefonato e recuperato dal tentativo di Fazio. Poi pallone che rimane lì e c'è ancora il gol del solito Di Stefano. Poker servito per il centravanti dell'Academy Panormus, che ne fa 4 nell'ultima partita di campionato, quella che suggella il trionfo, e c'è l'esultanza davanti al pubblico di Fede Panormus, pubblico con i genitori, con i ragazzini anche dell'età più piccole, che stanno incitando senza sosta la squadra di mister Lo Giudice. E dunque 4-0, 4 gol di Stefano. Ribadisco quanto detto nel primo tempo, quando il parziale era ancora di 3-0. Passivo pesante oltremodo per i ragazzi in maglia granata, che qui ancora subiscono l'attacco. Qui Fazio si libera, serie di finte, Fazio va sul fondo, perde un rimpallo, per la palla gli torna indietro, serie ancora di rimpalli. Ultimo tocco proprio del nuovo entrato di Gabriele Fazio, dal fondo Sparacino. Tanto cambio per il Casteldaccia. Esce Montalbano, entra Bartolone, maglia numero 17 per lui. Tanto fa muovere tutti gli effettivi rimasti a disposizione mister Lo Giudice. Cambia invece alla spicciolata per Riccobono. C'è la sponda intanto da parte di Bucaro, Porracchio, poi La Rosa in avanti dove c'erano solo maglie rosse, e poi quella gialla e nera di Marchese. Cutrona, Porracchio, Cutrone, passaggio corto per Fazio, che poi sbaglia la verticalizzazione, intercettata senza grossi problemi. Poi la giocata è entrata da Bartolone, che perde palla. Cutrona lotta, va in scivolata, commette fallo su Fiorentino. La battuta del numero 8 del Casteldaccia, colpo di testa da parte di Guccione, che avanza, tiene la palla in campo, cerca anche di verticalizzare per Di Stefano, esce Sparacino. Il tocco, poi non tocca Canale, rimessa è per il Casteldaccia, scusate, la rimessa è per l'Academy. Trona che mette in avanti, sponda di Stefano, poi l'intervento da parte di Andretta, scusate, l'avanzata di Bucaro, poi La Rosa in profondità di testa Liga. Sono i due dell'Academy a contendersi la palla, alla fine la porta su Fazio. Verticalizzazione di Guccione, palla in avanti ancora, Chinnici si libera, poi Di Stefano in fuorigioco. Di Stefano che si trovava lì, probabile che Chinnici abbia voluto servire la corsa di D'Alfonso, che era in posizione regolare. Qui l'anticipo di Cutrona su Fiorentino, la sterzata del capitano dell'Academy, che cerca la porta e colpisce il palo. Traiettoria beffarda che ha beffato Sparacino, salvato dal palo. Un passo anche dal quinto gol. Academy
Adesso padrona incontrastata del campo. Esce palla al piede con i suoi centrali, adesso il Casteldaccia. Bartolone, lancio. Bucaro, mangiato letteralmente da Porracchio, che poi viene anche sbilanciato da Bucaro. Sbracciata evidente del numero 15, calcio di punizione per l'Academy. Cutrona fa salire i compagni, sulla palla c'è Liga. La battuta di Liga fiondata verso Di Stefano, che questa volta non può arrivare. Dai Manu, dai! Doppio cambio nella Panormus. Con l'uscita di Stefano e di Chinnici entrano col numero 14 Giglio e con il numero 17 D'Amico. E dunque finisce la regular season del dominatore assoluto della partita. 4 gol per lui. Adesso Giglio e D'Amico in campo, un po' più leggero l'attacco dell'Academy, ma sicuramente da seguire questi ragazzi, come appunto D'Amico che converge, calcio col sinistro, cercato proprio Giglio, ma c'è l'uscita di Sparacini. Bartolone, finta, prende campo poi la rosa di prima, Scarpaci, fermato da Liga, subentra nell'azione ancora Bartolone che lotta in mezzo a due, viene fermato, si lotta ancora alla meglio, poi Profeta, fallo di Scarpaci. Punizione Academy. Liga, giocata sulla destra per l'avanzata di D'Alfonso, poi Salerno cerca la porta, diventa un assist, segna in netto fuorigioco Giglio. Battere la punizione Sparacino, il controllo di Bucaro che avanza, poi c'è un fallo commesso da D'Amico, punizione Casteldaccia. Con Barbagallo che può andare alla battuta, corto su Fiorentino, avanza Fiorentino, cerca la porta, trova una respinta, poi protegge Profeta che fa correre D'Amico, posizione regolare per Salerno. Qui l'arbitro commette un errore, a mio parere sembrava buona la posizione di Salerno. In ogni caso è arrivato il fischio del direttore di gara. Tanto altro cambio, entra Calafiore, esce Liga che ha anche qualche problemino, forse crampi per lui. Entra Calafiore e si va a piazzare da centrale nella linea accanto a Porracchio. Attenzione a Bucaro, fermato proprio da Porracchio, allontana Cutrona. Pallone recuperato poi Canale, pressato, si lotta ancora. Non c'è bisogno, dai. Rimessa per il Casteldaccia con Canale addosso a Fiorentino che non riesce a farla scorrere. Superati i primi 10 minuti del secondo tempo, mezz'ora di recupero alla fine. Partita ormai ben avviata sui binari dei padroni di casa, nonché capolista, nonché vincitori del girone B. Con Bucaro che corre, lo chiude Calafiore, spintonato, punizione. C'è la sponda
di Giglio, poi Cutrona corre, fermato per un attimo da Canale, ancora Cutrona, ingresso in area, Cutrona se la porta sul sinistro, ancora Cutrona, calcia! E c'è gloria anche per il capitano dell'Academy Panormus, quinto gol. E poi la corsa in panchina per festeggiare con i compagni la rete numero 5. In gol anche Luca Cutrona. Diventano 5 gol, diventa sempre più netto il divario tra le squadre. Fiorentino prova a lottare, viene fermato, poi avanza Scarpacci, forse lo trattiene, ma non per l'arbitro Fazio. Comunque il pallone è il Casteldaccia, anche se c'è Scarpacci a terra. Ancora giù Scarpacci, mentre pronto anche l'ultimo cambio nella Panormus, anzi il penultimo cambio nella Panormus. Si tratta di Pizzo, maglia numero 18. Si è alzato Scarpacci, invade il campo anche un palloncino, ho detto serata di festa. Si rialza Scarpacci che viene accompagnato all'uscita, entra Pizzo, entra il numero 18, esce Salerno. La palla giocata da Califfi, poi Andretta, Barbagallo, l'intervento e alla fine c'è un fischio in favore del Casteldaccia. 14 minuti giocati. Profeta, la battuta in avanti, poi può avanzare Guccione, passaggio intercettato, arriva prima Giglio che lotta al limite dell'area. Giglio la porta a spasso, poi calcia col destro, la alza in calcio d'angolo Sparacino e si provano anche i subentrati a lasciare il segno in questa ultima partita. La bandierina proprio Giglio, palla sul primo palo, allontana Barbagallo, altro giro in bandierina per il numero 14. Va col mancino, effetto uscire questa volta lungo sul secondo palo, colpo di testa e ancora si deve impegnare con l'alzata in calcio d'angolo Sparacino, che era stato di Pizzo da un subentrato all'altro. Si deve calciare dall'altra bandierina, qui eccesso di fiscalità probabilmente da parte del direttore di gara. Ma intanto no, da cambiare il pallone, quindi altro tempo che va via, mentre mister Riccomone ha preparato un cambio per il Casteldaccia, probabilmente andrà in scena dopo la fine di questa azione offensiva dell'Academy, con la palla messa in mezzo, colpo di testa, la prende Fazio, poi Profeta, perde il rimpallo, allora prova a ripartire con Bartolone il Casteldaccia, Scarpacci la fa scorrere, bravo Cutrona a recuperare, Borracchio
Il controllo di D'Amico, palla fuori, rimessa Casteldaccia, aspetta per il cambio, sì, aspetta per il cambio Riccobono, o forse semplicemente l'arbitro non se n'è accorto. Rimessa per Canale, Fazio con Bartolone che la meglio, alla fine fischio in favore di Fiorentino, punizione per gli ospiti. C'è un cambio, uscita di Scarpaci, ingresso in campo di Aiello col 14. Quando sono trascorsi quasi 17 minuti, quindi ci avviciniamo anche a metà del secondo tempo. Per Fiorentino, in area non c'era nessuno? Sei tutti dietro? Chi deve segnare? Gli avversari? La battuta di Fiorentino con la palla alta sopra la traversa. Fa salire Compagni, continua a muoversi il solo Croce a bordo campo per l'Academy Panormus. L'ultimo cambio è rimasto a Mister Lo Giudice, dall'altra parte invece c'è il secondo portiere Imera e c'è anche Casella, anche se per il momento Imera sta facendo da assistente con la bandierina. In ogni caso si muove il solo Casella che sta facendo riscaldamento proprio a ridosso della panchina guidata da Gabriele Riccobono. Cambio rimessa qui punito da Alfonso. Allora palla che passa al Casteldaccia e a Barbagallo, controllo, spalla alla porta di Bucaro che poi la gira in avanti, allontana Porracchio, poi cerca di tenerla al limite D'Amico, tocco per Guccione fermato, recupera con D'Amico che sporca questo passaggio. Profeta, pallone per i centrali su Fazio, ancora Profeta, passa al centro e poi cambia su Cutrona. Il tocco all'indietro per Calafiore che lancia lungo a cercare Pizzo, l'uscita di Sparacino a scortare la palla che va fuori dal campo. Battuta lunga di Andretta, Canale in avanti, intercetta Cutrona, rimessa Casteldaccia. Controllo di Fiorentino, spalla alla porta, prova a girarsi, Fazio gliela mette fuori. Battuta di Canale, ancora a cercare Fiorentino, questa volta Cutrona capisce tutto in anticipo e intercetta. Guccione sbaglia il tocco, il lancio intercettato da Porracchio, poi Canale la fa rimbalzare, controllo e palla allontanata, poi Cutrona con la ruleta, fermato Bucaro, fa sponda su Canale, Fiorentino si gira fronte alla porta, ancora Cutrona però che lo rimonta, torna Fiorentino sul pallone, la duello che si prolunga, la sterzata di Andretta che subisce fallo. Fiorentino cerca il dribbling, Fazio però non ci casca, poi commette fallo sulla rosa e giallo per Fazio. Punizione dunque per il Casteldaccia, abbiamo scavallato la boa di metà secondo tempo sulla palla Fiorentino e la rosa poi se ne va.
rimane solo il numero 8. Cross poi di La Rosa, colpo di testa di Calafiore, poi Profeta, non vuole pensarci un attimo e allontana, colpo di testa di Andretta, poi Barbagallo, spazza via. Era in fuorigioco sicuramente Bucaro, forse non Aiello. In ogni caso l'arbitro ha fischiato punizione. Porracchio, Calafiore porta su la palla, intercettata però da Aiello, sbaglia però anche Aiello. Calafiore prova a proteggere la rimessa, ci riesce. Arriva adesso intanto il cambio, l'uscita di Barbagallo, l'ingresso di Casella. Prova a recuperare palla Bartolone, che ci sta mettendo tanto del suo in questo secondo tempo. Subisce il fallo di Profeta ed è un calcio di punizione per il Casteldaccia. La battuta della punizione verso la porta, Marchese la fa spiovere. Tentativo di Aiello. Porracchio. Il lancio a cercare e a trovare Giglio. Giglio in avanti, l'inserimento di D'Amico, l'uscita di Sparacino. La Rosa rischia e sbaglia. Pizzo scavalca e colpisce la traversa e poi ancora traversa. Pallone per Giglio, che calcia male. 2 traverse in 5 secondi per l'Academy Panormus. Qui buona l'uscita palla al piede di La Rosa, che rischia e poi costretto a mettere la palla fuori. Tanto è pronto anche Croce ad entrare, dunque finiti i cambi, non appena entrerà il numero 16 dell'Academy Panormus, e qui recupera una bella palla con Profeta. Lo scambio con D'Amico, ancora converge palla sul sinistro, forse palo esterno dell'esterno offensivo dell'Academy Panormus. C'è il cambio. Esce Profeta ed entra al suo posto con la maglia numero 16 Lorenzo Croce. Casella, tocco sbagliato, il break di Cutrona che accelera. Lo aspetta Canale, viene anche raddoppiato, poi la palla in aria proprio per Croce che mette in mezzo. Il salvataggio di La Rosa che nega il tap-in a D'Amico. Ormai più volte vicino al sesto gol l'Academy con questo fallo laterale. La spizzata ancora per Croce anticipato. Poi la pressione di Fazio. Porracchio alza il campanile. C'è il colpo di testa ancora a cercare Croce e Pizzo, anticipati entrambi da Sparacino. Ultimo quarto d'ora di questo campionato per Academy Panormus e Casteldaccia. Fiorentino passa, poi in qualche modo recupera palla all'Academy. Pizzo cerca Croce che però correva dandogli le spalle. C'era forse una opzione migliore con Cutrona tutto aperto a sinistra.
La Rosa, poi la palla per Aiello, pressato, la perde. Fallo laterale per D'Alfonso. D'Amico. La Rosa porta via la palla, poi rischia qualcosa sulla pressione. Alla fine D'Amico la sporca, ma ancora pallone a disposizione del Casteldaccia, sempre con il capitano in maglia granata, Fiorentino. Fiorentino, serie di dribbling, cerca di passare, poi costretto a rifugiarsi da Canale, fermato da Pizzo. Si muove Croce davanti a lui, la palla è proprio per Croce. L'uscita da parte di Sparacino. Ottimo ancora il recupero, questa volta da parte di Guccione, che la piazza col destro. Di fatto un passaggio per Sparaci. Rilancio. Controllo in qualche modo di Aiello, poi la fa scendere, serve Canale. Fiorentino. Ancora Fiorentino, pressato da Pizzo. Casella. Casella si trascina il pallone fuori, la rimessa è per l'Academy Panormus. Ancora una grande opera di pressing da parte di Cutrona. Instancabile il capitano giallorosso, poi colpo di testa da parte di Andretta, sbaglia il tocco Guccione. Squadre che si stanno trascinando lentamente verso il triplice fischio. Casteldaccia che sembra aver ormai smarrito le motivazioni, e Academy Panormus che invece prova, soprattutto con i giocatori entrati alla panchina, a terminare ancora più in bellezza questo campionato. Qui intanto la pressione da parte di Giglio favorisce il recupero. Giglio fermato da Canale. Bartolone. L'avanzata di Bartolone che poi cerca il lungolinea. Ancora Cutrona, poi anche col tunnel su Bartolone. L'arbitro fischia in favore di Cutrona, che qui guadagna una punizione di puro mestiere e lascia incombenza a Porracchio. Porracchio con la palla che spiove verso l'area. Sparacino in due tempi. Intanto c'è la corsa di Fiorentino che la piazza e trova il gol della bandiera il Casteldaccia, forse con il suo uomo migliore, quello che ci ha creduto fino a questo momento. E Fiorentino a 11 dalla fine segna. E 5-1 dunque. Piccolo momento di distrazione da parte dell'Academy Panormus, punita, ripeto, dal giocatore che secondo me ha dato il meglio tra quelli scesi in campo in maglia granata. Non è un caso che il gol sia arrivato proprio da lui. Intanto il cross di D'Amico finisce fuori. Battuta di Sparacino. Cerca di girarla Aiello, trova l'intervento, poi pallone recuperato con Galiffi. Sbaglia anche Galiffi, recupera l'Academy, poi esce bene palla al piede la Rosa che, così come Fiorentino, a mio parere sta giocando una buonissima partita di grande intensità. Poi Porracchio guadagna una rimessa. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita, ne mancano poco meno di 9 e mezzo adesso. Pizzo va a lottare, gli porta via il pallone Barletta con la girata di prima. Ancora il Fiorentino, questa volta vince il rimpallo su Cutrona. Fiorentino allarga per Aiello che carica il destro, facile per Marchese.
mister lo giudice chiama ad alzare un po' l'intensità ai suoi, un po' calati negli ultimi 3-4 minuti. Non è un caso che in questo frangente sia arrivato il gol del Casteldaccia. Qui Pizzo allarga, fuori gioco di D'Amico. La Rosa, tocco per Aiello, scambiano ancora i due, poi non riesce ad arrivare Bucaro e allora attacca l'Academy con D'Amico che prende il centro, converge col sinistro. Ancora D'Amico, porta a spasso il pallone e serve sulla corsa Giglio, fermato da Casella. Ancora D'Amico però sulla seconda palla. D'Amico inseguito da Casella che gli porta via il pallone, poi incespica sullo stesso ed è fallo laterale. Sfortunato Casella, meritava il recupero. Cutrona va sul fondo, evita Casella, prova ad evitare anche Canale e ce la fa. Cutrona mette in mezzo, c'è l'anticipo su Pizzo che poi tocca per ultimo e sarà rinvio dal fondo. La Rosa, Califfi, palla sulla corsa di Aiello che può arrivare, non arriva. Allora sarà rimessa per D'Alfonso. Qui riesce a passare in qualche modo Guccione. Poi D'Amico, serie di finta, ancora D'Amico, questa volta va sul fondo col destro, poi affrontato, calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo di Barletta su D'Amico. Ma che cosa ha visto? Croce! E alla battuta andrà a Croce, quasi a furor di popolo. Ma che cosa ha visto? Va dunque dal dischetto Lorenzo Croce contro Sparacino, fischia l'arbitro, va Croce che spiazza il portiere, 6-1 e tutti ad abbracciare Croce per il sesto gol, anche l'abbraccio tra Croce e mister Lo Giudice. 6-1. Tornano 5 in differenza. Quando mancano 6 minuti allo scadere degli 80. Qui Pizzo con l'ennesimo recupero. Avanza Pizzo, arriva anche D'Amico che si prende il pallone, lo propone al centro, viene deviato il suo cross, poi spazza via la difesa del Casteldaccia, ma ancora D'Amico al recupero. Pallone di Guccione, nuovamente D'Amico, serie di finta, ancora D'Amico, passa con rimpallo, ancora il 17 che forse poi si incarta, riesce comunque ad arrivare sul fondo, a mettere in mezzo la smanacciata di Sparacino. L'anticipo di D'Alfonso, la palla può essere buona per Pizzo che anticipa Sparacino, l'arbitro fischia fuori gioco. Non gli va mai dare una mano, si allontana sempre, vede sempre di qua. Dovrebbe stringere a dargli una mano, invece se ne sta per fare. Punizione Casteldaccia. Qui il controllo di Aiello, fallo di D'Alfonso. Califfi passa al centro, Bartolone affrontato da Calafiore, poi non la tiene Guccione. Cana guarda l'area, prova a metterla al centro, c'è la deviazione. Poi Cutrona per Giglio che corre, accelera Giglio, palla sulla corsa di Croce, non prende il giro giusto, l'assist del numero 14. Cana, Sparacino, trova dall'altra parte Barletta pressato, la perde ancora.
Giglio col sinistro e c'è gloria anche per Giglio. Il gol del 7-1 a segno un altro ragazzo entrato dalla panchina, aumenta ulteriormente il divario. Quando mancano poco più di, anzi mancano adesso 3 minuti e mezzo alla fine, fallo di Fazio. Punizione Casteldaccia, 3 alla fine, vedremo, anche se in virtù di questo punteggio il direttore di gara assegnerà recupero, ma attenzione a Fiorentino che cerca la porta, piazzato debole. Corracchio, passaggio intercettato, c'è comunque Cutrona in mezzo a due, non passa. Fiorentino, dribbling di Fiorentino che prende ancora il centro col sinistro. Fiorentino cerca luce per il tiro, non la trova anche perché arriva Calafiore, poi spazza. Fallo di mano commesso da Croce. Intanto crampi per Fiorentino che ha veramente corso a perdifiato per tutto il campo, per tutti i quasi 78 minuti giocati, anche se, dire la verità, 80 e più se ne sono giocati perché il direttore di gara ha dato 2 minuti e mezzo al primo tempo. Siamo già oltre gli 80 di gioco per Fiorentino, quindi ci sta, visto l'impegno, vista anche la tensione con cui ha giocato, che potessero emergere dei crampi. Si rialza Fiorentino che guadagna l'uscita dal campo. C'è comunque un calcio di punizione per i suoi compagni, poco meno di 100 secondi dallo scadere dell'80°. Si gioca con questo tentativo che finisce fuori, sì. Dal fondo marchese, quando sta per iniziare l'ultimo minuto di gioco. Anzi, il direttore di gara pone fine con qualche secondo d'anticipo alla partita. Stravince l'Academy Panormus che chiude in bellezza questo campionato 7-1 sul Casteldaccia, e c'è l'invasione dei campo dei piccoli allenati da mister Lo Giudice, che sicuramente si gode ancora di più questa vittoria. Riavvolgiamo il nastro per l'ordine dei marcatori: 4 gol di Di Stefano, poi Cutrona, Croce su rigore e Giglio per l'Academy Panormus, poi in mezzo il gol di Fiorentino per il Casteldaccia. Grande gioia, grande soddisfazione per l'Academy Panormus, che è dunque campione del girone B del campionato provinciale allievi Under 16. La festa continua e noi vi lasciamo proprio con la festa della squadra in maglia giallo-rossa. Da Sportisili è tutto, alla prossima.